il sogno risorgimentale italiano è che noi eravamo dall'altra parte, noi eravamo vestiti con le divise austriache, noi veneti. Attenzione, noi, noi eravamo dall'altra parte. Dobbiamo... Ci sono problemi? Le parole pronunciate dal sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, durante il discorso ufficiale per il 4 novembre hanno provocato la reazione del gruppo Uniti per la Memoria, un'associazione storica che rievoca la Prima Guerra Mondiale anche nelle uniformi. Il caso poi è diventato politico, con l'opposizione in Consiglio Comunale che attacca il sindaco per le sue parole. Siamo d'accordo che le guerre producono solo morti ed quindi quel passaggio era anche condivisibile, ma poi lui ha detto che non c'era nulla da festeggiare perché questi eventi di fine risorgimento, lui ha molto puntato su questo, vedevano i veneti vestiti con come dire, le giubbe degli austriaci, che da un punto di vista storico è una cosa quasi inascoltabile. Probabilmente lui ha scambiato i moti del 1866 che hanno portato all'unificazione d'Italia, che vedevano il Veneto con l'Austria, con invece la Prima Guerra Mondiale del 15-18. Il sindaco Bano risponde così, ribadendo che il suo voleva essere un discorso basato sulla condanna di qualsiasi guerra a sostegno solo della pace. Il riferimento era al risorgimento, non certo alla Prima Guerra mondiale, e quando prima del 1866 il Veneto era sotto dominio austriaco e quindi noi eravamo obbligati a vestire le giubbe austriache, punto. Per quanto riguarda invece la guerra, noi siamo assolutamente contro tutti i tipi di guerra, contro qualsiasi motivazione della guerra, senza mitizzare la guerra. Non vedo cosa ci sia da festeggiare, visto che ci sono stati 650.000 morti. Tra l'altro, io riprendo le parole di Benedetto XV in quel momento là, che è stata una tragedia inutile. L'opposizione auspica le dimissioni del sindaco e chiede che quest'ultimo spieghi le sue dichiarazioni fatte nel giorno della festa dell'Unità d'Italia alla maggioranza che lo sostiene. Gli altri componenti di maggioranza, Fratelli d'Italia, il vice sindaco, i componenti di Forza Italia, cosa pensano di un sindaco che dovrebbe avere un atteggiamento istituzionale, rappresentare tutti gli italiani, tutti gli eletti della propria cittadina di Noventa Padovana e in particolare nel momento in cui si festeggia l'unità nazionale, perché è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Io non vorrei neanche rispondere, ma siamo assolutamente uniti, assolutamente allineati e quindi non mi risulta che ci sia nessun tipo di problema.